La giornata di oggi è importante e non lo è soltanto perché si sta approvando il nuovo pronto soccorso del Policlinico di Catania e perché sono impegnati alcune centinaia di volontari. È una giornata di significativa evoluzione del nostro sistema sanitario perché lavoriamo in sperimentazione, cerchiamo di comprendere come coinvolgere i diversi settori, come coinvolgere quello ospedaliero, il mondo del volontariato, la protezione civile, le forze dell'ordine, e lo facciamo in un momento in cui il territorio con tante calamità fa avvertire la necessità di un innalzamento della qualità dei nostri servizi. Tutto questo è alla disponibilità dei cittadini siciliani, di quelli della città di Catania, e lo dovrà essere sempre di più dei cittadini di tutta la regione. Con oggi si apre un percorso che ci porterà da qui al 18 di novembre a vedere in piena funzione questa nuova grande realtà. Il mio auspicio, l'auspicio del Governo della Regione e quindi del Presidente Musumeci, è di fare in modo che la programmazione dei prossimi anni consenta di avere un centro hub con queste caratteristiche e con questa capacità in ognuna delle aree più importanti dei bacini del nostro territorio.